Bentrovati. Anche se nel periodo natalizio si dovrebbe essere più buoni, io sono incazzato nero contro questa classe politica che continua a trattarci da sudditi. La corruzione si sta mangiando il paese e il governo continua a riempirsi la bocca con slogan sciocchi e noi sudditi dobbiamo stare zitti e mosca. Renzi denuncia che ci vuole più trasparenza e poi sigla un patto segreto con un delinquente. 6 persone chiuse in una stanza nella sede del Partito Democratico fanno degli accordi che solo una piccola cerchia ristretta conosce. E così il pregiudicato di Arcore può affermare che nel patto del Nazareno c'è di fatto anche la scelta del prossimo Presidente della Repubblica, che deve essere individuato assieme allo spregiudicato fiorentino. Mentre la Serracchiani, vice di Renzi, risponde che quello del patto con il pregiudicato non c'è. Risponde che appunto il discorso del Presidente non c'è. È chiaro che qualcuno mente, ma per capire chi è il bugiardo c'è solo un modo: rendere pubblico quell'accordo, non ci sono altre strade. E poi le chiacchiere in libertà. Nel marzo scorso Matteo Renzi, in un forum al Fatto Quotidiano, disse riguardo ai 4 sottosegretari del suo governo inquisiti: per me finché non sei condannato sei innocente, io sono su posizioni diametralmente opposte a voi del Fatto, non cambierò idea su una persona in base ad un avviso di garanzia, difendo la presunzione di non colpevolezza in quanto sono più fedele alla Costituzione di voi, poi se uno è condannato se ne va. Dopo la retata di Roma, evidentemente il nostro Matteo si è dimenticato di queste sue affermazioni, ha parlato di schifo ed ha commissariato il Partito Democratico Romano senza alcun rinvio a giudizio o una sentenza che attestasse la colpevolezza di alcuno. Forse la sua memoria sta vacillando, oppure spara talmente tanti e troppi slogan e poi si confonde. Renzi poi, dopo aver letto le intercettazioni telefoniche sui fattacci di Roma, ha dichiarato con tono deciso: voglio subito i processi per questi ladri. Ma un'indagine così complessa è ancora in corso, con un sistema processuale fatto apposta per allungare i processi. Sparare voglio subito i processi è una clamorosa presa per i fondelli, per cui o è un ingenuo oppure un imbonitore da fiera paesana buono per imbrogliare boccaloni, creduloni. Per me la seconda è quella buona. Come per precauzione non si affiderebbe il proprio bambino ad un vicino di casa accusato di pedofilia, anche se non è stato neanche rinviato a giudizio, così quando un uomo pubblico viene intercettato o filmato mentre riceve una mazzetta, non servono tanti processi per capire che è un mascalzone da cacciare a calci nel sedere. Perché se aspettiamo le sentenze processuali si va alle calende greche e molto spesso alla prescrizione del reato. Comunque Renzi, per non smentire la sua fama da chiacchiere distintivo, dopo i fatti delinquenziali romani ha gridato urbi e torbi che il suo governo nel Consiglio dei Ministri avvenuto venerdì scorso avrebbe aumentato le pene per i reati di corruzione con una nuova legge. Un'altra presa in giro clamorosa. Anziché scegliere un decreto legge che sarebbe stato immediatamente operativo, Renzi ha predisposto un banalissimo disegno di legge già poco incisivo che sicuramente verrà ulteriormente stravolto e annacquato se e quando verrà discusso in Parlamento. Anche le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Orlando, dopo quel Consiglio dei Ministri, sono state ad effetto: contro la corruzione possiamo andare a testa alta, sono finiti i tempi delle uscite gratis di prigione. Balle, semplicemente balle. Il senatore del Partito Democratico Casson, ex pubblico ministero, noto per le sue ferme posizioni contro il malaffare, su questo disegno di legge ha dichiarato: importante manovra anticrimine, questo disegno di legge del tutto inutile, si farebbe prima e meglio dando il via libera a quelli che già pendono da molto tempo nelle commissioni giustizia del Senato e della Camera. Anche i magistrati si dicono preoccupati perché questo DDL del governo mancano le vere soluzioni che potrebbero combattere seriamente la piaga della corruzione. Ad esempio suggeriscono che la prescrizione si interrompa dopo rinvio a giudizio o alla sentenza di primo grado. E anche rompere il patto di omertà esistente tra il corrotto e il corruttore, premiando il pentito che denuncia il fatto corruttivo come è previsto nelle leggi antimafia. E molto altro ancora. Questa classe politica non ha nessuna intenzione di cambiare verso, non ha nessuna volontà di riportare l'Italia nel novero dei paesi seri e rispettati del mondo, togliendoci dalla scomoda posizione di essere il paese più corrotto d'Europa. La prossima Isola ritornerà il giovedì dopo la Befana e anche se il momento è poco allegro, auguro a chi
mi vuol bene, ma anche a chi mi sopporta con difficoltà, un sereno Natale e un buon 2015. La Befana. E anche se il momento è poco allegro, auguro a chi mi vuol bene, ma anche a chi mi sopporta con difficoltà, un sereno Natale e un buon 2015.